È una rassegna affascinante. Presentazione del cartellone de La memoria del legno che si svolgerà dall'8 aprile al 27 maggio coinvolgendo 9 municipalità: Aviano, Bruniera, Lignano, Maniago, Mortegliano, San Giovanni a Natisone, San Vito al Tagliamento, Udine e capofila al comune di Spilimbergo. Proprio a partire dalle comunicazioni scientifiche si arriverà alle narrazioni, quelle legate ai giusti uomini e donne del nostro tempo che hanno dato prova di scelte di responsabilità e giustizia nei confronti dell'umanità. Questo è perfettamente in linea con la visione futura che abbiamo per la cultura della regione Friuli Venezia Giulia, una regione di confine che esplora la cultura di frontiera, e nel confine non c'è solo l'accezione geografica, ma c'è anche un confine affascinante tra la realtà e la fantasia che Dino Buzzati interpreta in maniera magistrale, e anche però tra il ricordo e l'immaginazione che si ha di quel ricordo, che può essere diverso rispetto a quello che realmente è accaduto. Tutto questo si realizza in questa rassegna che merita quindi il plauso di Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.